La Prima Guerra Mondiale ebbe inizio il 28 luglio 1914 e termine l'11 novembre 1918. L'Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915 e la terminò il 4 novembre 1918. A Valdobbiadene la prima linea arrivò nel 1917 e la guerra fisica, cattiva, durò un anno, dal 10 novembre 1917 al 4 novembre 1918. Oggi, 10 novembre 2023, allo scoccare delle 10, sono passati esattamente 106 anni da quel lontano 1917. Quel giorno, un sabato, facevano ingresso in paese da via Piva i primi 2 soldati tedeschi, ai quali per tutto il giorno ne seguirono altri, a piedi, con carri e carretti, a cavallo. Si legge nelle testimonianze dei diari che ci sono pervenuti: una processione lenta, silenziosa e ordinata. Una volta entrati in paese, da lenti ed ordinati si trasformarono in bestie, entrando nelle case a rubare ogni scorta, a far scorrere il vino a fiumi, ad uccidere animali lasciandone le carni in putrefazione lungo le strade, a rubare ogni oggetto, a prendersi le camere, i letti, le coperte, le cucine. Si insediarono nel nostro paese come padroni, umiliando la popolazione e sottomettendola alle loro prepotenze. Da quel giorno Valdobbiadene iniziava a patire fame e sofferenza, abbandono e distruzione. Da quel giorno Valdobbiadene iniziava a morire. Non sappiamo di preciso cosa sia successo nei mesi che seguirono, perché i civili furono obbligati a lasciare il paese, carichi di poche cose, verso mete ignote che li avrebbero portati ad indicibili patimenti, spesso malvoluti, malvisti, rifiutati e cacciati. Nel frattempo, qui le case cadevano sotto le bombe che arrivavano dal cielo e dal Grappa, dove stavano i soldati italiani. Le travi dei tetti e dei solai ancora illesi venivano segate per essere usate come legname o semplicemente legna da ardere. I campi scavati dai colpi, gli orti distrutti, gli alberi tagliati affinché non celassero alcuno dietro le proprie fronde. Dopo l'armistizio, sognando la normalità, chi tornò in paese trovò tutto demolito, tutto distrutto dalla violenza, tutto segnato dal sangue dei giovani combattenti impegnati ad ammazzarsi a vicenda lungo la prima linea del Piave, che ancora oggi ne restituisce a pezzi le storie, ma non i nomi. Morti senza identità per una patria chiamata madre. Senza contare i morti per fame, per freddo, per stenti, un grande cimitero di uomini e case. Quelle case spezzate come i cuori della gente che non aveva più nulla. Il campanile ferito che si ergeva attonito in piedi tra gli inerti, fiero della poca dignità rimastagli. La chiesa con il tetto collassato, i palazzi della piazza smembrati, solo rovine, solo sassi e muri sbrecciati che nulla avevano a che fare con ciò che erano stati prima nella ridente e antica cittadina. Mucchi di calcinacci deformi, null'altro. Questo era rimasto della nostra Valdobbiadene. Questa è stata la guerra. Guai a chi dimentica.